Doveva essere un altro test interessante per l'Acragas di Giuseppe Nastasi, ma il programmato triangolare congiunto con la Leonfortese e Villarosa è dovuto variare per il mancato arrivo della squadra allenata da Gaetano Mirko, allenatore della Leonfortese. All'appuntamento si è solamente presentato il Villarosa di mister Mario Folisi, che ha affrontato l'Acragas senza timori reverenziali in un pomeriggio caldo e molto afoso. Si è trattato ugualmente di un'altra tappa di avvicinamento alla forma migliore in vista dell'esordio in Coppa Italia di domenica 29 agosto alle ore 16 contro il Casteltermine di Pino della Bianca allo Stadio Seneto. Per quanto riguarda l'Acragas, la squadra continua a migliorare a vista d'occhio e migliorano anche gli schemi in tutti i reparti. Per la cronaca, la gara è terminata 5-1 in favore dei biancazzurri. Nel primo tempo hanno segnato Lucas Corner, che ha segnato una doppietta, e il difensore Punzi. Nella ripresa, ancora una bella rete di Lucas Corner e un giovane promettente in prova con la maglia biancazzurra. Si tratta del giovanissimo Vecchio. Per il Villarosa invece è andato a segno Giuseppe Cordaro nel finale di partita. Per quanto riguarda domenica prossima, chi intende assistere senza problemi al derby di Coppa Italia con le Casteltermini, occorrerà presentare, oltre al biglietto elettronico nominativo, anche il Green Pass, che dovrà essere controllato dagli steward tramite verifica elettronica del QR code cartaceo oppure su app. Non sarà possibile per nessun motivo accedere allo stadio senza Green Pass e l'eventuale mancato accesso non dà diritto al rimborso del biglietto. Sono iniziate così le varie restrizioni dovute al Covid. Ed ora l'intervista al tecnico dell'Acragas Giuseppe Anastasi in coda all'amichevole proprio con il Villarosa. Ci sono delle situazioni molto positive e altre che dobbiamo migliorare, però penso che sia anche giusto, dove ci sono delle lacune andremo a migliorare sicuramente, però ho visto anche tante altre cose molto importanti, quindi è stato un test dove mi ha dato delle indicazioni veritiere, ecco. Ottima la prova dello svedese, l'attaccante Lucas Corner con 3 gol. Guarda, oggi i gol erano quello che non mi interessava vedere alcune cose a livello tattico dove i ragazzi tutto quello che abbiamo provato durante questi giorni li stanno mettendo in atto. Sono contento per Lucas perché per un attaccante dà morale, però quello che interessa è il collettivo e non il singolo.